sull'indipendenza del Veneto. La Lega Nord scende in piazza domani domenica per raccogliere le firme e a Bassano arriva anche il segretario federale Matteo Salvini. Oltre 500 gazebo nel fine settimana in tutta la regione, una ventina nei principali centri del Bassanese per chiedere a gran voce il referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto. La Lega Nord scende in piazza per raccogliere firme a sostegno del progetto che porta avanti da tempo. A promuovere la petizione, domattina in città arriverà pure il segretario federale Matteo Salvini. 178 comuni, tra cui Bassano, hanno già appoggiato ufficialmente la proposta e anche in Consiglio regionale qualcosa si muove. Notizia di ieri sera che sia Forza Italia che il Nuovo Centrodestra vogliono appoggiare questa nostra iniziativa, quindi mi auguro che l'iter sia veloce sia in Commissione ma anche in Consiglio regionale, e poi l'ultima parola spetterà ai veneti e mi auguro che abbiano veramente uno scatto d'orgoglio per difendere in primis la loro terra ma soprattutto i loro diritti. Ogni cittadino veneto regala a Roma 4.000 euro ogni anno, bambini compresi, quindi credo che ogni cittadino veneto dovrebbe domani e dopodomani venire a firmare questo appoggio al referendum per l'indipendenza del Veneto, perché finalmente il Consiglio regionale si esprima. Continuiamo con la politica. Ieri sera l'epilogo della vicenda del campo da golf che ha spaccato il Consiglio comunale. Il sì definitivo